Maestral chiama e Maestre risponde. Siamo in tanti anche stasera, vi ringrazio per essere usciti con il freddo, per venire a condividere con noi questo momento, ma ringrazio e saluto anche chi ci sta seguendo in diretta da casa all'interno del gruppo Mestre Mia, che comunque sta dando il suo contributo alla serata. Una serata speciale quella di stasera, in quanto purtroppo o per fortuna è l'ultima di questa rassegna che, iniziata lo scorso novembre, ha dato spazio e fatto conoscere di settimana in settimana un variegato mondo di autori, di opere, di generi letterari e argomenti di diversa natura, grazie al prezioso contributo di tutti i partecipanti. Durante i saluti finali magari avremo modo di citare e anche di ricordare chi ha effettivamente collaborato con noi per rendere possibile tutto questo, ma ora non voglio rubare altro tempo ai protagonisti di questo incontro finale che sono seduti qui vicino a me. L'ospite di questa sera è l'ingegner Fabrizio Chiaramonte, qui alla mia sinistra. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Autore, assieme ad Andrea Di Ciancia, che stasera non può essere qui presente, dell'opera Il contributo della Regia Marina alla crociera aerea del decennale, un libro che ci porta nel backstage di questa storica impresa e che conosceremo meglio anche grazie all'intervento di Sara Lantieri, che anche lei, ti ringrazio per la disponibilità, modererà l'incontro di questa sera. Oltre a Fabrizio e a Sara, questa sera è con noi anche l'editore Gerardo Lazzari, che arriva addirittura dalla Toscana per condividere con noi questo momento, e più tardi lo inviteremo qui sul palco a parlare. Adesso voglio invece invitare Andrea Sperandio, presidente dell'Associazione Culturale Mestre Mia, che ha dall'inizio di questa rassegna collaborato con me per la realizzazione dell'evento. Ciao Andrea, anche questa sera siamo qui insieme. Brava. Esatto, grazie anche alla collaborazione di Chico che ci manda le dirette. Ti passo la parola, so che vuoi salutare il pubblico, ci tieni. Grazie, saluto volentieri intanto Fabrizio e Sara che sono qui per questo ultimo incontro. La cosa ci fa immensamente piacere perché ho un po' indagato su questo lavoro e devo dire che non vedo l'ora di cominciare, infatti sarò molto veloce proprio perché non sto nella pelle, dico la verità. Una cosa, io volevo intanto ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito in questi incontri, che sono stati organizzati magnificamente, lo voglio dire ancora una volta. Chi ci conosce sa che, forse mi ripeto, però sono stati organizzati veramente molto bene dalla nostra carissima amica. Grazie, veramente, meglio di così non potevano andare. Questa sera è una serata da lupi, piove, fa freddo, la gente ha preferito stare a casa, non siamo in tantissimi, però la cosa bella è che noi abbiamo scoperto che in momenti così quello che funziona poi sono le dirette, uno se li guarda con calma, a casa li guarda, e questo significa portare a casa lo stesso valore, lo stesso piacere, insomma, e va da sé. E allora io vi ringrazio tantissimo e ringrazio naturalmente anche il Grand Central per l'ospitalità, perché insomma l'ambiente, lo vediamo tutti, è veramente eccezionale, qui si sta bene. Poi porto anche i saluti di tantissime persone che mi hanno scritto: guarda, sto male, ho la febbre, non posso venire, sta male mia figlia, sta male il mio bambino, sta male... cioè, oggi è andata così, però voglio dire questo, di solito qui funziona così e c'è una partecipazione fatta spesso delle stesse persone, ma sembra che alla fine siamo tutti fratelli, siamo tutti amici, ci vogliamo bene da morire, ed è veramente così come ve la sto raccontando, né di più né di meno, veramente. Quindi io voglio ringraziare la nostra amica perché è riuscita a centrare due obiettivi importantissimi: quello di creare un presupposto importantissimo per dare spazio e vigore alla cultura, ma non solo, e forse la cosa più importante è quella che così facendo è riuscita a organizzare ogni sorta di presupposto perché la gente possa venire qui, socializzare, conoscersi, tant'è vero che poi quando ci guardiamo intorno e vediamo che qualcuno manca ci preoccupiamo quasi, no? E diciamo: ma dov'è la Giusy, dov'è Roberto, dov'è? No, è così. Questa è la cosa bella alla fine, no? Perché
siamo tutti uniti dalla stessa passione, e socializzare è una cosa che ci riempie veramente di gioia. Vi ringrazio ancora e partiamo. Perfetto. Grazie a te Andrea, sempre per le tue belle parole. Inviterei quindi adesso l'editore Gerardo Lazzari, che vuole introdurre l'intervento di stasera. Molte grazie. Sono Gerardo Lazzari, editore Logisma di Firenze. Sarò molto breve, ma mi fa piacere che abbia introdotto il Presidente con delle parole proprio di amicizia. E quindi entro subito in argomento con una testimonianza personale. A me la storia non è mai piaciuta. Quando si intende per storia quella materia scolastica nella quale bisogna imparare nomi, le date, gli eventi in una successione a volte caotica che non è mai chiara, mentre invece sono estremamente interessanti le storie. Quando per storie si individuano le storie private, le storie piccole, le storie collaterali, le storie più dirette e personali, che ci fanno entrare da una porta laterale nella storia grande. Il grande pregio di Fabrizio Chiaramonte è stato proprio quello di raccontare delle storie collaterali, che guarda caso da dietro le quinte ci illuminano in una maniera completamente nuova eventi importantissimi che fino a ieri tutti conoscevamo dal portale d'ingresso e forse non abbiamo mai nemmeno capito al 100%. Mi riferisco al fatto che queste crociere, di cui quella del 33 parliamo stasera, hanno per monumento Italo Balbo. E in realtà dietro non conoscevamo praticamente niente. Io, pur di non fare l'ennesimo libro su Italo Balbo, ho favorito assolutamente l'operato di Fabrizio, tant'è vero che ne ha fatto ben 3 libri, che sono un trittico assolutamente inedito su quella che è la grande storia delle crociere dell'Organizzazione Aeronautica Italiana, che quest'anno, sapete, compie 100 anni ufficialmente. Quindi i dettagli li lascio raccontare a Fabrizio. Importante è appunto l'opportunità di poter leggere di storie in presa diretta, perché poi le racconta Fabrizio, ma le racconta suo nonno attraverso le documentazioni lasciate, le fotografie, i diari e i rapporti del marconista, quindi come si chiamano, non telegrammi, erano delle vere e proprie comunicazioni trascritte mentre si trasmetteva via radio da velivolo a velivolo oppure dal velivolo alla nave. E quindi questa opportunità ci permette, guarda caso, di avere degli inediti sia visivi che teorici, documentali, perché si legge la storia della crociera attraverso proprio i cablogrammi che venivano inviati momento per momento, e quindi si è lì in presa diretta a sapere esattamente cosa succede. Grazie, buon proseguimento, la parola. Ti ringrazio Gerardo e passo subito la parola a Sara e buon ascolto a tutti, noi ci rivediamo più tardi. Grazie Silvia, e io partirei chiedendo appunto a Fabrizio chi è Fabrizio Chiaramonte. Grazie Sara. Allora, Fabrizio Chiaramonte innanzitutto è un padre di 2 bellissimi figli, è un ingegnere informatico, lavora in una multinazionale di informatica e nel tempo libero fa karate e nel tempo ancora più libero scrive libri storici. E come sei entrato quindi nel mondo della scrittura? Beh, allora, io ho la fortuna di aver avuto un nonno che era marconista in aeronautica, quindi il marconista era l'operatore radio, colui che soprattutto all'interno degli aeroplani gestiva tutti i famosi messaggi di cui parlava Gerardo via onde radio. Okay. E, mio nonno era del 1906 ed entrò nel 1926 in aeronautica e rimanette là fino al 1961. Ecco, mancò purtroppo quando ero piccolino perché avevo 7 anni, però ecco, nell'83, a distanza di 50 anni da questa crociera del decennale, che è questa impresa che lui fece, lui mi regalò una rivista. Ecco, in questa rivista aveva messo delle dediche, una dedica a me, aveva messo delle frecce in cui compariva lui e mi ricordo che aveva detto tu adesso sei piccolino, probabilmente non capisci quello che ho fatto, quello che c'è scritto, però quando sarai più grande con questa rivista potrai rievocare un po' quello che il nonno fece. Ed effettivamente io poi dall'età di 8 anni quella rivista non la vidi più fino a qualche anno fa.
Qualche anno fa mi ricapitò tra le mani, vidi questa dedica che mi fece il nonno, non ne sapevo nulla di questa crociera del decennale e iniziai a documentarmi. Alla famiglia mio nonno aveva lasciato il famoso diario di bordo. Il diario di bordo, nel momento in cui c'era il volo, c'era un quaderno di stazione, si chiamava, in cui il marconista, quindi l'operatore radio, trascriveva tutti quanti i messaggi che venivano ricevuti e i messaggi che venivano trasmessi. Ecco, questo quaderno di stazione, che in realtà poi erano 2 quaderni di stazione, furono donati, furono lasciati a mio nonno e alla famiglia, per cui io iniziai ad incuriosirmi e partendo da quel quaderno di stazione, da quei quaderni di stazione, iniziai a capire che cosa aveva fatto mio nonno nel 1933. E da lì nacque questa passione, questa ricerca che mi portò all'archivio storico dell'aeronautica a Roma piuttosto che in alcune biblioteche. Mi portò anche a un'associazione che si chiama Associazione Trasvolatori Atlantici, che io non conoscevo, che è l'associazione che fino a poco tempo fa teneva tutti quanti i figli, i nipoti degli Atlantici. Gli Atlantici erano le persone che avevano volato, avevano fatto un volo nell'Atlantico, Atlantico del Nord, Atlantico del Sud. E grazie a quell'associazione iniziai a conoscere un po' di persone, tra cui l'allora vicepresidente dell'associazione, Beppe Cangeli, che poveretto adesso non c'è più, che mi mise in contatto con Gherardo, con l'editore, e mi pushò, quindi mi disse: quello che stai facendo scrivilo, perché potrebbe essere interessante per altre persone. Allora grazie a Gherardo, anche lui che mi ha supportato, ho iniziato a scrivere e a pubblicare il primo libro, che si intitola Le comunicazioni radio all'interno della crociera aerea del decennale. E allora tramite quello, partendo per l'appunto da questo diario di bordo di mio nonno, iniziai ad analizzare tutto quello che c'era oltre alla crociera del decennale. Poi magari vediamo, c'è anche qualche filmato che farà capire cos'è sta crociera del decennale. Fondamentalmente, in estrema sintesi, è un'impresa fatta da 24 idrovolanti che per la prima volta nella storia fecero un volo di massa dall'Italia agli Stati Uniti, okay? Attraverso l'Atlantico del Nord. Bene, tutti conoscono questa storia, conoscono magari il nome di Italo Balbo, magari le persone un po' più curiose, e magari quelle ancora più curiose conoscono i piloti, e ben pochi conoscono quello che c'è al di là del volo, al di là dei mezzi, al di là delle persone. C'è un'organizzazione enorme, veramente un'organizzazione enorme, fatta in 2 anni, 1 anno e mezzo, da parte di Italo Balbo e da parte anche di chiaramente insomma tutta una serie di persone, mirata per l'appunto a supportare il volo. Il volo non sarebbe stato fatto, ad esempio, senza le radio, non sarebbe stato fatto senza il supporto di tutta una serie di navi, quindi unità navali, di basi terrestri, di uomini, di meteorologi e via dicendo. Ecco, tutta questa organizzazione io la descrissi nel primo libro. Poi, andando alla ricerca per questo libro, iniziai anche a conoscere delle persone che non avevo mai conosciuto, tutti i parenti da parte di mio nonno. Mio nonno era siciliano, è nato a Pietraperzia, in provincia di Enna, e tutto quel mondo là mi era sconosciuto. Riuscii ad arrivare a loro, li conobbi anche dei, chiamiamoli parenti o quasi parenti toscani, perché poi mio nonno ebbe 2 mogli, la prima che era di Orbetello e la seconda invece che era mia nonna, per cui andai anche in Toscana e grazie alla Toscana e alla Sicilia iniziai a trovare altre testimonianze, altre fotografie, e quindi da lì poi iniziò la passione per scoprire tutta la storia di mio nonno, che sembrava incentrata solamente su questa crociera del decennale del 1933. Allora scoprì che mio nonno partecipò a molte altre imprese, l'aeronautica era giovane, come diceva Gherardo, quest'anno è il centenario della fondazione della Regia Aeronautica, per cui arma giovane, desideri di queste persone che volevano emergere, imprese nuove, i mezzi che si aggiornavano, per cui ecco, diciamo, la storia andava avanti e con essa mio nonno, quindi iniziai a vedere quel periodo, poi mio nonno partecipò alla seconda guerra mondiale, fu prigioniero per 5 anni e mezzo in Africa, visse il dopoguerra, anni effettivamente complicati, per cui ecco, tutta questa storia la scrissi nel secondo libro, intitolato proprio Un marconista della Regia Aeronautica. Poi da là successe che per una, diciamo, fatalità
sono entrato in possesso in visione in realtà, di tutta una serie di fotografie e quindi iniziai a scrivere questo terzo libro qua. E quindi il fulcro dei tuoi 3 libri è La crociera del decennale del 33. E se ci puoi raccontare e introdurre nel periodo storico e descrivere meglio l'impresa. Sì, allora, il periodo storico è un periodo chiaramente molto discusso, che è il periodo del fascismo che nacque nel 1922 con la marcia su Roma e poi ci fu chiaramente fino al 1943. Ecco, dal fascismo, dalla nascita del fascismo, quindi nel 22, l'anno dopo ci fu un altro avvenimento che è la nascita della Regia Aeronautica. Allora non c'era un'arma propria di aeronautica, c'era l'esercito, c'era la marina, c'erano i carabinieri, all'epoca del fascismo poi c'era la milizia, però non c'era l'aeronautica, perché gli aeroplani appartenevano o all'esercito o alla marina. Nel 23 invece Mussolini fondò la Regia Aeronautica, quindi l'arma era giovane, dovette essere organizzata, per cui iniziarono insomma tutta una serie di attività. Passando gli anni si arriva al 1926, nel 1926 Italo Balbo, che era uno dei quadrumviri, uno delle 4 persone che avevano fatto la marcia su Roma nel 22, da squadrista, piano piano iniziò a passare in politica. Nel 26 fu sottosegretario del Ministero dell'Aeronautica, quando ministro era Benito Mussolini. Dal momento in cui Balbo entrò come sottosegretario iniziò a guardare molto a quello che poi dal 28 in poi furono le grandi trasvolate. Le trasvolate, diciamo le crociere aeree sopra la terra e le crociere aeree sopra gli oceani. E quindi nel 28 partì la prima crociera aerea del Mediterraneo occidentale. Perché c'erano queste crociere? Perché Balbo, o comunque insomma tutte le persone vicine a Balbo, pensavano che era finita l'era dei singoli eroi, non ci doveva essere più la persona che era eroica e faceva la trasvolata atlantica da solo con il suo aeroplano. Bisognava organizzare e riorganizzare queste trasvolate, queste imprese, grazie a un'organizzazione preventiva e all'addestramento degli uomini. Per cui l'attraversamento, ad esempio, dell'Atlantico non doveva essere fatto solo dalla singola persona, dal singolo eroe, ma da una massa di idrovolanti, in questo caso, di apparecchi, con gli equipaggi regolari della Regia Aeronautica. Questo era il fulcro. Poi lì all'epoca c'era Douhet, che aveva le sue teorie della guerra aerea, e quindi diciamo quello era un po' il filone. Per cui partirono queste crociere aeree. Nel 28, dicevo, crociera del Mediterraneo occidentale. 61 apparecchi, 100 uomini partirono dall'Italia, da Orbetello, un provincia di Grosseto, quindi dalla Toscana, e volarono in formazione fino alla Spagna, poi dalla Spagna ritornarono per la Francia. Poi ci fu nel 29 una seconda crociera aerea, questa volta del Mediterraneo orientale, che portò 200 uomini, quindi molti di più, 180 uomini, 35 apparecchi, verso il Mediterraneo orientale, quindi verso l'attuale Ucraina, verso Odessa, quindi dall'Italia a Odessa e ritorno. Poi ci furono le trasvolate oceaniche, quindi la prima trasvolata atlantica, Italia-Brasile, quindi dall'Italia, sempre da Orbetello, degli idrovolanti arrivarono proprio fino a Rio de Janeiro. Non ritornarono perché tutti gli idrovolanti poi vennero venduti al governo brasiliano. Da lì poi ci fu nel 1933 la seconda crociera atlantica, quindi non più l'Atlantico del Sud, ma l'Atlantico del Nord, che aveva delle insidie ben più grosse. Allora, su questo abbiamo un filmatino che vorrei farvi vedere. Vediamo se lo facciamo partire. Le celebri crociere aeree di Balbo furono 4. 2 nel Mediterraneo e 2 attraverso l'Atlantico. La prima, quella del Mediterraneo occidentale, fu la più grande per numero di uomini e mezzi e costituì un vero modello. Dal 26 maggio al 2 giugno del 1928, 61 idrovolanti e circa 200 uomini volarono dall'Italia alla Spagna alla Francia con una formazione aerea che non aveva precedenti. Quella era l'epoca degli idrovolanti. Ala contro ala la fila degli aerei allineati a terra si estendeva per 4 chilometri.
In volo l'impressione era possente. La formazione destava ammirazione, stupore, entusiasmo. Leader di questa prima crociera fu Francesco De Pinedo. Balbo, in qualità di ideatore, promotore e organizzatore, ne affidò la condotta pratica a uno dei suoi più validi collaboratori, asso dell'aeronautica italiana. Subito dopo la prima esperienza incominciò a progettarne una seconda, ancora sul Mediterraneo, ma questa volta diretta verso Oriente. Grecia, Turchia, Bulgaria, fino all'Unione Sovietica, con meta ultima Odessa. Progetto ambizioso non solo per la distanza geografica, ma soprattutto per la distanza politica e culturale che doveva essere superata nell'incontro con i sovietici. Ma l'effetto del grande volo fece sì che fossero accantonate le differenze ideologiche e la breve sosta si rivelò un altro successo. Protagonisti dell'impresa furono 136 uomini a bordo di 35 aerei. Di nuovo la missione comprendiava una serie di obiettivi: addestramento per i piloti, propaganda per l'industria aeronautica italiana e, cosa non meno importante, dimostrazione in favore del regime e del suo capo. A fianco di Balbo ancora una volta l'esperta guida di De Pinedo. Per quelle imprese aeree, personalmente Balbo ottenne fama di grande aviatore e diventò una personalità internazionale. Nel gergo aeronautico il cognome di Balbo venne assunto come termine di identificazione di una grande formazione aerea. Ma le crociere del Mediterraneo appaiono poca cosa in confronto alle grandi trasvolate oltreoceano. Per questi eccezionali eventi, il nome di Balbo è consegnato alla storia dell'aviazione accanto a nomi celebri come Lindbergh, Saint-Exupéry o il nostro De Pinedo. La prima crociera sull'oceano avvenne nel 1930, attraverso l'Atlantico meridionale. 12 aerei e una sessantina di uomini decollarono da Orbetello a bordo dell'ormai collaudato S-55 e raggiunsero a tappe Rio de Janeiro, sorvolando l'oceano da Bolama, sulla costa occidentale dell'Africa, a Porto Natale in Brasile per 3.000 km di rotta sul mare e circa 18 ore di volo. Proprio a Bolama, di fronte all'oceano, nel momento della grande prova, l'impresa parve destinata al fallimento. Le condizioni meteorologiche non consentivano il decollo dei velivoli al massimo delle loro possibilità di carico e il prolungarsi della sosta avrebbe comportato la perdita di condizioni climatiche favorevoli. Balbo prese in considerazione diverse date di partenza e per 3 volte rinviò, infine diede l'ordine. A Bolama la crociera registrò 2 gravi incidenti che segnarono fortemente lo spirito e il fisico di Balbo e che diedero a tutti la misura del rischio e del pericolo che una simile impresa comportava. Ma infine, il 15 gennaio 1931 avvenne il grandioso arrivo a Rio de Janeiro. Lo scenario non poteva essere più grandioso e l'eco dell'impresa non poteva risultare più diffusa in Brasile, tra le migliaia di emigrati italiani, e in tutto il mondo. In Italia vi furono incredibili manifestazioni di patriottismo. Mussolini diede personalmente l'annuncio al re. Balbo si trattenne in Brasile per 3 settimane e all'inizio di febbraio salpò per l'Italia. Il rientro in patria avvenne in nave con arrivo a Napoli e poi in treno verso Roma. Gli aerei della crociera erano stati ceduti al Brasile in scambio commerciale. Le accoglienze furono entusiasmanti lungo tutto il percorso. Per Balbo si erano definitivamente dischiusi gli orizzonti della gloria. La Federazione Internazionale degli Aviatori gli assegnò la medaglia d'oro per la più bella impresa aeronautica dell'anno. Ma Balbo già pensava a un'impresa più grande e sarebbe stato il suo capolavoro. Doppio numero di aeroplani, 24, e doppio percorso andata e ritorno verso gli Stati Uniti, con rotta nell'Atlantico del Nord tra l'Islanda e il Labrador in condizioni atmosferiche estreme. Sembrava un progetto impossibile, ma 2 anni dopo la prima trasvolata, Balbo lo mise in atto e questa volta assumendo in pieno l'intera condotta della spedizione. Sul piano tecnico la crociera fu un grande successo e il primo importante contributo allo sviluppo dell'aviazione commerciale. Ecco, siamo arrivati alla crociera del decennale. Adesso c'è un altro filmatino, sempre breve. Ecco, i filmati a me piacciono sempre tanto perché uno può sempre parlare, però a vedere è tutta un'altra cosa. Non si vedono questi idrovolanti che alla fine erano fatti proprio di cartone, perché alla fine era compensato, per cui
con motori poi che, per carità, soprattutto all'inizio a volte cadevano, a volte si fermavano, per cui era sicuramente tutt'altro il volare all'epoca rispetto ad adesso. E, ecco, nel filmato della crociera del decennale vedremo anche, mi sembra, un passaggio di Italo Balbo che parla agli italiani d'America. Ecco, una cosa grandiosa che ci fu con queste imprese, soprattutto con la crociera del decennale del 33, è stato proprio l'entusiasmo con cui tutti i paesi coinvolti, ma anche quelli non coinvolti, accolsero l'impresa. E non solo gli italiani che c'erano all'interno di quei paesi, ma proprio anche i nativi. Soprattutto negli Stati Uniti, Chicago, New York, ci furono dei festeggiamenti enormi, in cui molti erano gli italiani. All'epoca c'era tutto il fenomeno dell'emigrazione, no? Quindi c'erano tantissimi italiani in America, ma oltre a quelli anche proprio tutti gli statunitensi nativi, e così come in tutte quante le tappe. Ecco, faccio una premessa magari prima di vedere il filmato. È ovvio che io nei libri, e comunque anche qui, noi stiamo solamente analizzando i fatti storici, per cui in maniera oggettiva guardiamo i fatti storici e vediamo quello che c'è stato, a prescindere da qualunque connotazione politica. Per cui ecco, si parla di Mussolini, si vedrà anche Balbo che magari inneggia il re, inneggia il duce, però ricordiamo sempre di trattarli a livello storico e non politico. Okay? Quindi proviamo a vedere questo secondo contributo. Il 12 giugno 1933, nell'idroscalo di Orbetello, il ministro dell'aeronautica Italo Balbo assume il comando della seconda squadra aerea atlantica. 24 idrovolanti più uno di riserva, per ognuno un equipaggio formato da 2 piloti, un radiotelegrafista ed un motorista, per un totale di 100 uomini scelti tra i migliori scapoli d'Italia. Per organizzare l'impresa ci vollero 2 anni di studio. Allenamento, preparazione dell'infrastruttura, miglioramento dei mezzi e delle strumentazioni, regolamentazione dei servizi. Il mezzo aereo scelto fu l'idrovolante Savoia Marchetti S-55X, dove la X rappresentava il 10° anniversario della fondazione della Regia Aeronautica. Montava 2 motori Asso 750 accoppiati, che portavano l'aereo ad una velocità media di crociera di 230 km/h e ad una velocità massima a bassa quota di 279 km/h. Le 100 aquile decollarono il 1° luglio da Orbetello verso Amsterdam, compiendo per la prima volta la traversata di massa delle Alpi. In ammaraggio ad Amsterdam l'idrovolante del capitano Baldini capottò e perse la vita il sergente motorista Ugo Quintavalle. Il 2 luglio gli idrovolanti erano a Londonderry, in Irlanda del Nord. Il 5 luglio ammararono a Reykjavik, in Islanda, pronti per la tratta più difficile dell'intera crociera, il Balzo Oceanico. Ci fu una settimana di attesa a causa delle condizioni meteo avverse ed il 12 luglio finalmente si partì alla volta di Cartwright, in Canada. La tratta fu molto difficile a causa delle nebbie fitte e persistenti che obbligarono gli idrovolanti al volo strumentale. Fu fondamentale la radio di bordo, che permise di compiere il primo volo con navigazione strumentale della storia. 2400 km dall'Islanda agli Stati Uniti, sfruttando i radiofari prodotti dalla nave Alice posizionata al largo delle coste del lago e dalle baleniere dislocate lungo la rotta. Il 13 luglio la squadra atlantica arrivò a Shedia, un'altra cittadina nel Canada. Ed il 14 luglio era a Montreal, sempre in Canada. Il giorno dopo i 100 di Balbo sorvolarono i grattacieli di Chicago. L'arrivo dei trasvolatori atlantici conferì all'Italia un enorme risalto a livello mondiale. L'aeronautica italiana fu vista con ammirazione sia dalle nazioni del vecchio continente che da quelle del nuovo. Fu inaugurato il monumento a Cristoforo Colombo, sul quale fu posta una targa a ricordo della crociera di Italo Balbo. Gli atlantici giunsero al padiglione italiano della fiera Century of Progress. Erano preceduti da cortei di soldati a cavallo tra 2 enormi ali di folla, all'interno di una colonna di automobili. L'entusiasmo degli americani era inimmaginabile. Il 19 luglio la Centuria alata puntò su New York. I grossi idrovolanti di 24 metri di apertura alare e di 16,75 metri di lunghezza facevano una bellissima figura sopra i grattacieli della Grande Mela.
Il marconista dell'idrovolante Ireca Francesco Chiaramonte ricorda così l'arrivo in America. Fu un trionfo che probabilmente dette fastidio agli altri capi del regime, ma gli americani erano in visibilio. La piccola Italia che dominava i cieli del mondo, chi se lo sarebbe immaginato? L'aviazione italiana aveva solo 10 anni di vita, ma l'inventiva e il coraggio supplivano ad eventuali carenze. Siamo partiti con fegato, non avevamo neppure i paracadute di bordo. Mi ricordo le giornate di Chicago con milioni di coriandoli e di stelle filanti sul corteo, come fossimo divi del cinema, ed in effetti in quei giorni eravamo dei divi. I ricevimenti, le onorificenze agli altri italiani, quelli emigrati, che festa per tutti. Al Madison Square Garden Balbo parlò agli italiani d'America. Italiani interiori, camerati nostri, gente del mio sangue e della mia fede, il Dio ha concesso alla seconda squadra aerea atlantica di sciogliere il voto dai cieli di Roma ai cieli d'America. Noi vi portiamo il saluto. Siate fieri di essere italiani o connazionali oltreoceano. Esaltate accanto al tricolore la bella bandiera stellata. Connazionali, viva sempre l'Italia! Viva l'America! La seconda squadra aerea atlantica fece ritorno al lido di Ostia il 15 agosto, dopo aver fatto scalo a Shediac, Shoal Harbour, Azzorre, Lisbona. In partenza dalle Azzorre capottò l'idrovolante del capitano Ranieri e perse la vita il tenente pilota Enrico Squaglia. Si era compiuta un'impresa epica. Per la prima volta si era svolto un volo di massa che effettuò la doppia traversata dell'Oceano Atlantico del Nord. Furono percorsi 19.900 km in circa 97 ore di volo. A Roma agli Atlantici furono tributati i massimi onori. Furono ricevuti dal re al Quirinale e poi sfilarono in corteo per le strade della città. In ultima posizione si riconosce il marconista dell'Ireca Francesco Chiaramonte. Le ali immense di folla sapevano a memoria tutti i nomi dei trasvolatori. Passarono sotto l'arco di trionfo come gli antichi romani. Vennero premiati con promozioni e decorazioni. Ed i festeggiamenti continuarono poi nelle loro città d'origine. Eccoci qua. Sì, le immagini effettivamente rendono sempre molto di più rispetto alla al dialogo. E la crociera del Decennale tracciò le rotte commerciali ad oggi utilizzate tra Europa e America. Quindi, parlando del tuo terzo libro, come è nata l'idea di scriverlo? Ok, quindi il terzo libro, eccolo qua. Come è nata l'idea di scriverlo? In realtà è nata da eBay, sembra strano, non sto facendo pubblicità a eBay. Io solitamente per scrivere i libri a me piace mettere molte immagini, per cui le immagini o le trovo negli archivi o le compro su eBay fondamentalmente, o su eBay o su tutti quanti gli altri siti simili. Avevo acquistato per il mio secondo libro 2 foto molto carine che facevano vedere degli strumenti meteorologici che c'erano all'interno delle unità navali a supporto della crociera del Decennale. E poi volevo acquistarne altre, ma ho contattato il venditore mi disse no, ma non voglio venderle, ma quanto mi offrirebbe? Probabilmente le avevo offerto poco e quindi non mi ha dato nulla. Pubblicai il secondo libro e qualche mese dopo mi contattò Andrea Di Ciancia, che è proprio la persona, il coautore di questo libro, e dicendomi che aveva delle foto, che aveva visto i miei libri, se potevo dargli qualche delucidazione. Quando ho scoperto che quelle foto erano proprio il lotto che era in vendita su eBay, subito immediatamente abbiamo deciso di fare questo libro. Erano centinaia di foto bellissime,
scattate da Mario Ferrero, che era un primo aviere radio aerologista della Regia Aeronautica, che era stato imbarcato prima in una di queste navi di appoggio chiamata Alice, lo yacht Alice, e poi in un sommergibile che si chiamava Balilla. E all'interno di questo suo lavoro, di questa sua operatività, scattava foto e scattava foto oltre agli idrovolanti che magari passavano sopra il sommergibile Balilla, anche le foto di vita ordinaria, quindi le onde, i cicloni, gli iceberg, per cui ecco, queste foto sono secondo me veramente veramente belle. Partendo da quelle foto là, allora si è scatenato tutto il resto. Molte cose già le sapevo per i primi 2 libri, molte cose no, perché la Marina non l'avevo insomma mai guardata, quindi iniziai a cercare delle fonti da cui poi nacque il libro. Anche perché una delle cose secondo me più belle, come diceva Gherardo, è non tanto scrivere il libro sul protagonista dell'impresa, quanto scrivere i libri su tutto quello che c'è al di là del protagonista dell'impresa. In questo caso centinaia di uomini che dettero a volte anche la propria vita, ma comunque si sacrificarono per l'ottima riuscita dell'impresa. Benissimo, se ci vuoi raccontare le fonti che hai utilizzato nel libro. Sì, allora anticipavo prima agli archivi storici, quindi sicuramente l'archivio storico della Regia Aeronautica che c'è a Roma. In quell'archivio ci sono migliaia di documenti e su questo libro in particolare avevo bisogno di relazioni di persone che avevano fondato delle basi di appoggio terrestri oppure che magari guidavano le navi, le unità navali. Ad esempio nell'archivio storico dell'aeronautica a Roma c'è una bellissima relazione da parte del capitano Draghelli, che era la persona che andò a fondare e ad organizzare la base terrestre di Giulianea in Groenlandia, in cui in questa relazione relazionava sul viaggio che hanno fatto in nave fino alla Groenlandia, sui problemi che hanno avuto. Fatalità, proprio su Draghelli c'erano delle foto sempre acquistate da questo Andrea Di Ciancia, e ad esempio foto di vita, proprio gli eschimesi che c'erano là, le foto con loro, piuttosto che magari la foto in cui sto Draghelli munge le capre per bere il latte, ecco, quindi un tocco veramente 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 simpatico. Ok, e altre fonti: Ufficio Storico della Marina Militare, sempre a Roma, anche lì ci sono tutte le relazioni, ad esempio del capitano di fregata Valerio della Campana, che era il comandante di uno dei 2 gruppi navali a supporto della crociera. Il gruppo navale della Campana era formato da 2 sommergibili della Regia Marina, 2 drifter della Regia Marina, lo yacht Alice, che era della Regia Aeronautica, e 2 baleniere. E quindi anche lì si vede giorno per giorno tutto quello che era accaduto. E poi altre fonti, ad esempio c'è una biblioteca a Roma, si chiama Biblioteca Baldini, che tiene tutti i diari di Monelli. Monelli era un giornalista, Balbo durante le sue imprese ha sempre portato dei giornalisti, perché per il tema della propaganda, quindi i giornalisti vivevano l'impresa, quindi scrivevano nei vari giornali proprio in presa diretta, e quindi anche qua c'erano 5 mi sembra giornalisti, più c'era l'operatore dell'Istituto Luce, insomma, ecco, c'era tutta la parte propagandistica. Però questi giornalisti vivevano un po' l'impresa, perché erano imbarcati in una nave che era la nave Alice, e quindi c'è tutto il diario di questo Monelli nel pellegrinaggio da New York fino a Cartwright in Canada, che è molto molto interessante. E poi altre fonti, c'è ad esempio un libro di Argenta, che era un marinaio del sommergibile 1000 lire, e anche in quel libro, Ardite Imprese, c'è un capitolo proprio sulla seconda crociera atlantica, quindi anche là si vedono proprio i momenti di vita vissuta giorno per giorno, in mezzo alle onde, in mezzo ai problemi, in mezzo al mal di mare, insomma tutto quello, al cibo avariato, tutto quello che c'è intorno. Bene, ci puoi raccontare che cosa fecero le unità navali di cui parli appunto nel libro? Sì, allora, intanto quali erano le unità navali? Quindi Balbo chiese supporto alla Regia Marina. La Regia Marina, come accennavo prima, mise a disposizione 4 unità navali, 2 sommergibili di classe oceanica, Balilla e 1000 lire, 2 drifter, 2 vedette, e Biglieri e Matteucci,
E oltre a queste 4 unità navali della Regia Marina c'era un'unità navale della Regia Aeronautica, lo yacht Alice. Allora, yacht Alice era uno yacht che inizialmente era posseduto dal principe di Monaco. Il principe di Monaco che fece i suoi viaggi, poi lo vendette a un ricco armatore che usava questo yacht per un servizio ausiliario di trasporto passeggeri dall'Italia all'Africa. Poi nel 30-31 lo yacht Alice venne affittato alla Regia Aeronautica per compiere la prima crociera atlantica Italia-Brasile. Poi questo yacht venne acquistato dalla Regia Aeronautica e quindi messo a disposizione per tutte le esercitazioni prima della partenza, che era stata il 1 luglio del 33, e poi come proprio nave appoggio, nave radiofaro durante la crociera. Oltre a queste 5 unità navali, la Regia Aeronautica affittò 6 baleniere. Baleniere erano dei gusci di noce, quindi dei battelli che venivano utilizzati nel mare di Irlanda, mare di Fleetwood, per la pesca al merluzzo, e quindi tenevano molto bene il mare, soprattutto tenevano bene le onde grosse. E quindi c'erano queste 6 navi affittate dalla Regia Aeronautica. Poi queste erano di base, tutte quante le unità navali, in più si aggiunse un rompighiaccio che servì per disincagliare la nave Alice nel momento in cui era stata bloccata dal ghiaccio, e poi il governo danese diede la disponibilità di 4 unità navali per supporto meteorologico. Questo era il parterre delle unità navali a supporto dell'impresa. Quindi, qual era la loro funzione? Il problema della seconda crociera atlantica era il volo cieco. Perché? Perché all'epoca i piloti volavano guardando con gli occhi, non avevano gli strumenti, non avevano radar, il radar neanche esisteva, non sapevano nulla e avevano veramente poca strumentazione di bordo, per cui il volo era visivo. Andavano su, andavano giù, a destra e a sinistra, guardando, avendo dei riferimenti, c'era la montagna, quindi c'erano tutte le carte e vedevano dove erano. In realtà nella traversata del Nord Atlantico da Reykjavik a Cartwright, quindi Islanda, Canada, c'erano nebbie persistenti, per cui per tutto l'anno e per tutto il percorso non si vedeva nulla. C'erano nebbie persistenti, c'era pioggia, c'era condizioni meteorologiche avverse, in più l'utilizzo della bussola non poteva esserci a causa della deviazione per il Polo Nord, della deviazione magnetica, per cui è per quello che era quasi impossibile per l'epoca sfidare la traversata atlantica. Solo alcuni singoli eroi erano riusciti. Per cui per contrastare il volo cieco bisognava trovare qualcosa, e il qualcosa era la radio. Tramite la radio si può effettivamente navigare, quindi con la crociera del decennale all'interno di ogni idrovolante, oltre alla radio di bordo che riceveva e trasmetteva, venne messo uno strumento che si chiamava radiogoniometro, che permetteva di captare la direzione e il verso delle onde che provenivano da una sorgente emittente. Per cui se nella traversata da Reykjavik a Cartwright ci fosse stato tutta una serie di sorgenti emittenti che si chiamavano radiofari, gli idrovolanti potevano tramite questo radiogoniometro andare esattamente verso la primo radiofaro, poi verso il secondo, il terzo e il quarto fino al Canada, e così avvenne. Peccato che all'epoca non c'era nulla nell'oceano, quindi si erano inventati il tema delle navi, quindi le navi che dovevano fare da radiovia e quindi dovevano arrivare a dei punti prestabiliti, tutte in linea l'una con l'altra. Questo era il compito principale delle navi, fare da radiofaro, quindi dare la posizione di dove erano per fare in modo che questi idrovolanti riuscissero a navigare con volo cieco. Questa era la principale funzione. Poi c'erano chiaramente altre funzioni, quindi la ritrasmissione dei messaggi radio. All'interno degli idrovolanti i marconisti di bordo lavorarono incessantemente, proprio perché la quantità dei messaggi era enorme. Non c'era solo da rilevare il radiofaro, c'era anche da stare in formazione. Per stare in formazione, soprattutto durante la nebbia, gli idrovolanti si dovevano parlare, e come si parlavano? Tramite la radio. C'era qualche problema? Sempre tramite la radio. Terza funzione delle navi era il soccorso, chiaramente il classico soccorso: se un idrovolante andava giù qualcuno lo doveva andare a prendere. Come la nave riusciva a trovarlo? Sempre tramite la radio, quindi il marconista, se sopravviveva chiaramente, doveva iniziare a mandare dei messaggi radio, e quindi la nave
sarebbe andata in direzione di questa sorgente emittente radio e avrebbe salvato le persone. Ecco, queste erano le funzioni principali delle navi. Grazie, e se ci racconti un episodio particolare del libro? Sì, di episodi ce ne sono tanti, anche perché effettivamente dietro ad ogni foto c'erano comunque dei commenti da parte di questo Mario Ferrero. Abbiamo trovato anche delle cartoline, delle lettere di questo Mario, per cui ecco, di aneddoti ce ne sono tanti, anche all'interno delle relazioni. Forse quello magari più conosciuto è l'aneddoto della nave Alice. La nave Alice doveva essere il radiofaro terminale della tappa più importante, che era la trasvolata atlantica del nord, la prima da Reykjavik a Cartwright. Ebbene, l'Alice doveva arrivare a fare base a Cartwright. Per arrivare partì dall'Italia, arrivò fino a New York e poi da New York andò su a San Giovanni di Terranova, e da San Giovanni di Terranova in Labrador doveva arrivare fino a Cartwright. Ebbene, sfortuna volle che proprio nel 1933 ci fu una stagione eccezionale di freddo, per cui il caldo arrivò troppo tardi, per cui da una parte in Italia Balbo era pronto per partire, dall'altra parte invece la nave Alice non riusciva ad arrivare a Cartwright a causa del ghiaccio, per cui ecco, ci fu un attimo di ritardo nella partenza, ma soprattutto c'era molta tensione, per cui a un certo punto la nave Alice partì comunque da San Giovanni di Terranova con gli iceberg che si erano sciolti e quindi erano un po' un pericolo. Andò verso Cartwright, schivò gli iceberg, insomma c'era tutta quanta una peripezia, finché però arrivò a Griget Bay. Griget Bay era una baia di fronte al porto di Griget, in cui l'Alice dovette sostare per un sacco di tempo, e perché c'erano i ghiacci. Molte volte provò a partire da Griget, ma non riuscì mai. Per cui Balbo dovette noleggiare il rompighiaccio Ungava. Questo rompighiaccio andò e spaccò il ghiaccio, quindi arrivò fino all'Alice. Dall'Alice all'Ungava vennero trasbordati sia materiali che uomini, quelli necessari per fondare la base di Cartwright, e facendo così l'Alice si alleggerì, quindi alleggerendosi di peso riuscì a seguire l'Ungava, e siccome chiaramente soprattutto all'epoca erano molto orgogliosi e avevano preso come smacco il fatto che non erano riusciti a compiere l'impresa, addirittura riuscirono a raggiungere l'Ungava, superarla e arrivare per primi a Cartwright. Per cui ecco, questo è uno degli aneddoti del libro. Grazie. E nell'appendice del libro tratti tra l'altro del viaggio delle due navi scuola Colombo e Vespucci a New York nel 1933. Come mai hai pensato di inserirlo? Sì, effettivamente Colombo e Vespucci non c'entrano nulla con la crociera del decennale, ma perché è lì. È stato fatto un appendice a sé stante, come anche altri appendici che sono stati fatti, perché sempre questo Andrea Di Ciancia, oltre ad acquistare le foto della crociera del decennale, aveva acquistato anche le foto del viaggio delle due navi scuola dall'Italia agli Stati Uniti. Ma qual è il legame? Il legame era una foto che ritraeva queste due navi scuola insieme alle unità della Regia Marina ferme a New York, perché una volta che terminò la crociera del decennale, tutti gli equipaggi delle navi della Regia Marina ebbero, diciamo, un premio, e il premio era un po' di libera uscita negli Stati Uniti. All'epoca gli Stati Uniti erano difficili da raggiungere, per cui gli diedero questo premio e quindi andarono a New York, e a New York effettivamente si trovarono con queste due navi scuola. Quando arrivarono le due navi scuola a New York non ci potevano essere dei festeggiamenti ufficiali, perché tutti i festeggiamenti ufficiali si erano appena conclusi con la crociera del decennale. Però ci furono tutta una serie di festeggiamenti informali dati soprattutto dagli italiani d'America. E quindi ecco, è bello vedere anche in queste foto gli equipaggi di tutte queste navi che festeggiavano e procedevano, insomma, con la festa. Grazie. L'ultima domanda è: perché consiglieresti il tuo libro? Dove possiamo eventualmente acquistarlo?
Ecco, allora, perché consiglierei il libro? Sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è il patrimonio delle immagini. Sono veramente belle immagini, tutte inedite, quasi tutte inedite, e che riprendono proprio la vita che non viene solitamente descritta nei libri. E poi anche per, secondo me, dare un po' di onore a tutte quante le persone, chiamiamoli sconosciuti, ma in realtà insomma, con questo libro iniziano ad essere conosciute, quindi tutte quelle persone che soffrirono, si impegnarono per la buona riuscita dell'impresa. E poi è anche una bella storia, nel senso che a leggerla, al di là magari di alcune specifiche tecniche che magari potrebbero tediare un po' i lettori, magari a non tutti interessano quanti litri di serbatoio poteva essere all'interno del sommergibile, però ecco, levando un po' alcune parti un po' più tecniche, ecco, è una bella storia, insomma è una storia nella storia che finalmente ha dato un po' di luce proprio alla storia nella storia. Dove possiamo comprarlo? Sì, io direi a Gerardo, se vieni qui, che magari lui è sicuramente più esperto di me, dove si può acquistare il libro. Sì, no, io più che altro volevo sottolineare un paio di aspetti. Ha fatto benissimo Fabrizio prima a ricordare, guardiamo questo evento al di là del fatto politico, perché è vero, bisogna guardarlo dal punto di vista tecnico e se vogliamo organizzativo, per 2 o 3 cose fondamentali. Bisogna ricordarsi che l'aeronautica, il primo uomo che ha volato solo 30 anni prima, il 17 dicembre 1903, quindi con un fragilissimo aeroplano che si chiamava Flyer dei fratelli Wright in North Carolina, che ha fatto solo 60 metri, che però ha sancito la capacità di sollevarsi da terra con un motore e volare. In 30 anni siamo arrivati a organizzare una cosa di questo genere. Quindi bisogna a volte capire la storia immedesimandosi nel periodo e capire il valore che in quel periodo ha avuto. Sarebbe come dire oggi: prendo 100 uomini e andiamo su Marte. Più o meno l'analogia è simile. Era un qualcosa mai fatto prima, con mezzi mai avuti prima da allora. Ci ha raccontato in ben 3 libri, ad esempio gli apparati radio, il radioconometro, il tipo di navigazione. È stato effettivamente provato per la prima volta. Per la prima volta gli aeroplani potevano parlarsi l'uno con l'altro, come oggi si fa normalmente. C'è un dettaglio nel video che abbiamo visto poc'anzi, che è molto significativo, non so se ci avete fatto caso. Furono scelti 100 fra i migliori scapoli. Questo vuol dire tutto. Questa era una sorta di assicurazione morale del fatto che l'impresa era al buio, era stata organizzata ma non si sapeva cosa sarebbe successo. Qualcuno ci ha anche rimesso la vita arrivando ad Amsterdam. Perché? Perché all'epoca tutte quelle imprese sono state fatte in questo stesso identico modo. Pochi anni più tardi in Germania il primo uomo che ha volato con un jet è stato scelto perché era scapolo. Quindi questo vi fa capire quanto pericolosa era la cosa e quanto nuova, innovativa, assolutamente tutta da sperimentare era. Allora, ha fatto bene a ricordare, togliamo tutto l'aspetto della gran parata di New York, di Chicago, i coriandoli, le stellfilanti, guardiamo con gli occhi della gente di allora. Questi erano una specie di marziani arrivati dall'altra parte del mondo, che erano riusciti ad attraversare l'oceano. L'aveva già fatto qualcun altro, ma non così in massa, non così grande, non con 10 anni magari più tardi, con i giornali di tutto il mondo che ne hanno parlato, quasi in diretta, perché c'erano i giornalisti che potevano telegrafare le notizie, stiamo arrivando, e tutta la gente apriva le finestre o guardava sul molo effettivamente questi 24 idrovolanti che arrivavano. Questi sono aspetti che ci fanno capire quanto la storia possa essere stata impegnativa per chi ci ha partecipato, e quindi a maggior ragione riuscire a capirla da dietro con le informazioni che ci ha fornito Fabrizio Chiaramonte è veramente una novità assoluta, perché fino ad oggi queste notizie così particolari, così specifiche non sono state mai date. Grazie. Il libro dove si trova? Sì, il libro lo trovate su Amazon, su tutti i siti internet specializzati nella vendita di libri. Grazie. Grazie. Tra l'altro mi ricollego un attimo a quanto detto, sul tuo libro c'è anche la specifica che
non c'erano raccomandati in questa impresa, ma erano stati scelti proprio accuratamente, perché anche a quell'epoca c'era già il sistema delle raccomandazioni in Italia. Già, assolutamente sì, c'era, in questa impresa no, in questa impresa proprio c'è stata una selezione all'interno poi di una scuola che si chiamava la scuola NADA, una scuola di navigazione aerea d'alto mare, in cui arrivavano le persone un po' più meritevoli, c'erano tutta una serie di test e poi venivano anche mandati a casa. C'erano tantissime persone che sono arrivate lì e sono state mandate a casa e senza alcune raccomandazioni. È una cosa che mi aveva colpito di tutte. Tra l'altro il libro è molto piacevole, nonostante contenga, come dicevamo prima, date, nomi, eccetera. È una lettura che invece non è così nozionistica, non fa paura, ma si legge piacevolmente, per cui lo consiglio a tutti. Non so se qualcuno di voi lo avesse già visto, già letto, se c'è qualcuno che è incuriosito da qualche domanda che vuole fare all'autore questa sera, può intervenire. Non c'è nessuna domanda da parte del pubblico, sei stato più che esauriente. Quindi se la presentazione vostra è finita, colgo anch'io l'occasione allora per salutare, per ringraziare tutti quanti, sia voi che siete qui stasera, sia chi ci ha seguito in diretta da casa. E questa, come dicevamo prima, è l'ultima serata della rassegna, che riprenderà tra pochi mesi con l'edizione estiva, ma ne parleremo più avanti. Insomma, continuate a seguirci sulle nostre pagine social, così riceverete tutte le informazioni. Vi ricordo che questa rassegna si realizza soprattutto essenzialmente grazie al supporto di Grand Central, questo locale che ci ospita, che ci dà la possibilità di portare a conoscenza vostra tutti questi autori, tra cui questa sera abbiamo avuto l'onore di chiudere con Fabrizio. Altri hanno contribuito, la libreria San Michele di Mestre, l'associazione sportiva Judo Quai, che sostiene in qualche modo, anche tramite il prestito di attrezzature varie, la realizzazione del festival. Ringrazio il pubblico, alcuni fedeli che vedo sempre ad ogni serata, altri che vengono solo magari per l'occasione, però è sempre grazie a voi che la rassegna continua. Per cui grazie a tutti, ci vediamo fra qualche mese, buona primavera, ci rivediamo in estate. Grazie e buon proseguimento di serata.